Via le coperture, svelati i cartelli con la nuova segnaletica che oggi regolamenta la circolazione di bici e pedoni in viale Vittorio Veneto. La vecchia pista, realizzata nel primo mandato Gentilini, non a norma e che nessuno voleva percorrere perché troppo pericolosa, è diventata a senso unico di marcia dal centro verso Santa Maria del Rovere. Gli attuali passeggi sono stati divisi in due corsie, una per le bici dirette verso Porta San Tommaso, l'altra per i pedoni. Un problema annoso, quello della convivenza tra bici e pedoni sui passeggi, evidenziato mesi fa da un cittadino con tanto di esposto in procura e che la Giunta ha dovuto risolvere. Un'eredità dannosa in certi casi, no? Nel senso che la pista ciclabile non era utilizzata e non poteva essere utilizzata in modo sicuro. In questo modo, grazie al progetto che ha messo a punto la Polizia Municipale, la pista ciclabile esistente può essere utilizzata con sicurezza in un senso, i passeggi possono essere utilizzati in modo sicuro sia dai pedoni che dai ciclisti. Ora, per una ventina di giorni, la Polizia Municipale metterà a disposizione dei cittadini 2 agenti. Daranno le informazioni utili per far sì che la pista ciclabile e la pista pedonale venga percorsa secondo le norme del codice della strada. Solo dopo le festività, tra metà e fine gennaio, scatteranno le sanzioni per chi non rispetterà la nuova viabilità.